Casini a riunirsi nel centro-destra. Intanto al nord che cosa succede? Succede che la Lega di Maroni cerca la sua strada cavalcando l'idea di una macro regione del nord e in Veneto si torna a parlare di un referendum per l'indipendenza. Noi ci crediamo, siamo convinti che si faccia, abbiamo proprio per questo presentato al Consiglio regionale del Veneto una risoluzione per l'indipendenza, non devolution federalismo, per l'indipendenza veneta. Alla luce dell'articolo 5 della Costituzione, che sancisce l'Italia è una e indivisibile, il quesito posto dal Movimento Indipendenza Veneta sarebbe inammissibile, ma per gli irriducibili vale la pena esplorare anche questa strada. Un referendum per far esprimere i veneti sull'indipendenza della loro regione. Per anni cavallo di battaglia della Lega Nord e Liga Veneta, oggi ci ha pensato un piccolo movimento a passare dalle parole ai fatti. 20.000 firme raccolte e la consegna al Consiglio regionale della risoluzione Diritto del popolo veneto alla compiuta attuazione della propria autodeterminazione. Il pacchetto è stato consegnato al governatore del Veneto Luca Zaia, che ha poi trasmesso per competenza la questione al Presidente del Consiglio regionale. Ora, dopo aver ricevuto il responso dei giuristi, ad esprimersi sarà l'ufficio legale del Consiglio. Nulla di scandaloso per il presidente leghista, ma l'impressione è che nessuno creda realmente che questo referendum si possa fare. Nessuno a parte i promotori dell'iniziativa, ovviamente. Noi siamo convinti che entro primavera, se il Consiglio regionale si assume le sue responsabilità politiche sottolineo, può portare i cittadini veneti ad un referendum che sarà un referendum plebiscitario. Tutto questo mentre la nuova Lega Nord, quella di Bobo Maroni, cerca la sua strada. L'idea del momento è quella di una macro regione del nord, Piemonte, Lombardia e Veneto, ma di appropriarsi della questione indipendentista mette al riparo dei movimenti separatisti veneti potenzialmente pericolosi, perché è in grado di togliere consenso al Carroccio in un momento particolarmente delicato per il partito di Maroni. Le contraddizioni sono grossolane, evidenti, mi parla di un'euro-regione e adesso mi parla di popoli indipendenti, ma prima era l'indipendenza della Padania che si estendeva altrove, insomma ne centrassero una che fosse condivisa e soprattutto comprensibile, io credo meriterebbero rispetto. Gianfranco Gatto, Sky TG24, Venezia.